Preso il violento rapinatore seriale in monopattino, autore di una duplice rapina a Mestre, è un italiano tra i 40 e i 45 anni di origine meridionale, già noto alle forze dell'ordine. Sabato scorso sul suo monopattino con uno scippo tramutatosi in rapina, prima ha causato la rottura dello zigomo sinistro di un motorista in via Piave, poi con la violenta aggressione al bar Tivoli all'angolo tra Corso del Popolo e via Mestrina ha seminato il panico nel cuore della città. Lo scioccante racconto di Michele, il barista accoltellato di origine cinese preso pure a pugni dal malvivente. Lui è entrato in banco, subito tirato fuori il coltello, mi ha attaccato coro, ha fatto così zitto, dopo ho paura, ho preso, tirato un po' così, no? Adesso ha rotto anche il braccio. No, un po', dopo proprio qua ho tagliato, ho fatto 3-4 punti di pittura. Il barista accoltellato ci mostra il viso gonfio con gli occhi tumefatti dai pugni e le botte prese anche in faccia. Ha anche gli occhiali comunque No, sotto le lenti, occhiali no, ha il così. viso gonfio, gli occhi Sì, gonfi, gonfi. tumefatti. Fa male. Al momento dell'aggressione il marciapiede pedonale era pieno di gente, ora testimone della rapina. È entrata a pomeriggio, fuori c'è pieno di gente. È la seconda rapina ai danni dello stesso locale da parte dello stesso malvivente, racconta sempre Michele. C'è mia mamma e lui è entrato un'altra volta. Però quella volta sono tirato via soldi di casa. 20 giorni di riposo, la prognosi, un tempo che certamente non sarà sufficiente a lenire lo shock e la paura cui da sabato scorso sono prede lui e la moglie, racconta sempre l'aggredito. Abbiamo detto bestre, adesso proprio non è più tranquillo. Ho tanta paura adesso. Adesso quando riaprirà l'attività? Non so. Perché adesso io e mia moglie ho tanta paura.